Macron praticamente ha abbandonato Castelfranco per fare il presidente della provincia. Ha lasciato il comune allo sbando, lasciando un uomo solo al comando che risponde al nome dell'assessore Roberto Filippetto, il quale è inviso a larga parte della maggioranza. Se i diretti interessati allo strappo tutto interno alla Lega mantengono le bocche cucite, i consiglieri Giovanni Catapán, Viviana Gatto e Stefano Pasqualotto, così come lo stesso sindaco Stefano Marcon, contattati anche oggi, è l'opposizione che di peli sulla lingua non ne ha ed anzi parla di crisi annunciata. Si erano notati già dalla composizione della giunta dei malumori. Questi malumori in questi 2 anni sono aumentati. Così Sartoretto battuto al ballottaggio da Marcone alle amministrative 2020. Per l'ex sindaco Maria Gomierato, dalla viabilità al sociale alla scuola, diversi sono stati gli errori che hanno generato questi malumori. Problemi, fibrillazioni ce n'erano da un po', in particolare da quando ha dato le dimissioni l'assessore Marcon, poi doveva darle anche l'assessore Filippetto che non le ha più date, anzi è andato in provincia in affiancamento al nostro sindaco che è presidente. Già lì c'erano stati dei malumori, di fatto anche i servizi sociali che erano dell'assessore Marcon sono ancora in capo al sindaco che di fatto non ha tempo per seguire bene le cose, quindi i problemi poi si accumulano. Tensioni mai sopite, un dialogo mancato, spiega Gomierato, azzerato dalla presenza del capogruppo Dussin. L'appoggio alla giunta Marcona di fatto non è più così scontato. Se invece ci sarà un distacco completo, totale da parte dei consiglieri di opposizione, allora effettivamente per Castelfranco si aprirà un'altra fase di ricostruzione, spero io, di ricostruzione.